Campi allagati per giorni, colture andate perdute e l'agricoltura veneta lancia il suo SOS. Dal Basso Vicentino e Padovano alla parte orientale del Veneziano, dalla montagna alle colline trevigiane. Ha subito danni ingenti, li stiamo in qualche modo valutando oggi con una visione generale. È uno stato di estrema sofferenza. Si può fare una conta dei danni, una prima conta? No, diciamo che sicuramente siamo nell'ordine di decine di milioni di euro di danni, però per essere più precisi dobbiamo attendere che gli enti strumentali facciano la loro raccolta di dati su tutto il territorio. Bisogna vedere cosa si troverà quando l'acqua finalmente lascerà i campi. Entro una decina di giorni le attività agricole dovranno fornire i dati delle proprie perdite e si potrà così disegnare una mappa delle aziende danneggiate. Ma il bilancio regionale è debole, il fondo di solidarietà in agricoltura è vuoto. La Regione deve assolutamente chiamare in causa il governo, perché in queste situazioni non possiamo permetterci con il bilancio che abbiamo di poter intervenire soddisfacendo tutte le esigenze. Il governo dovrebbe avere un occhio di riguardo, una regione che ha sempre dato molto e ricevuto molto poco. Serve subito liquidità per ripartire, ma i tempi sono stretti e quelli dello Stato troppo dilatati. Le associazioni allora cercano già altre vie. Come l'aiuto pubblico ha dei tempi lunghissimi, vediamo di cercare un rapporto col credito più immediato. Sospensione delle tasse, quindi il discorso fiscale, c'è la possibilità di creare strumenti di credito agevolato. Per il futuro servirà ampliare l'accesso al sistema assicurativo e modernizzare le strutture. Intanto però incombe un'altra preoccupazione. Il problema fondamentale potrebbe essere il fatto che questa temperatura potrebbe cambiare, che ha fatto germogliare, potrebbe cambiare nel giro di pochissime settimane, magari arrivare la gelata e questo sarebbe veramente un dramma.